Buongiorno Renzo, in versione ancora online perché ancora non siamo al 100% con le nostre produzioni televisive. Due argomenti da fare, da estrapolare in questo periodo. Il primo, cosa sta succedendo nel comune di Rovigo, e il secondo, cosa è successo nel comune di Adria. I due comuni più forti del nostro Polesine in questo momento sono, sono un po' birichini. Partiamo con Rovigo. Mi hai chiamato ieri e mi hai detto: sai cosa è successo a Rovigo? Io che sono un basso polesano e di Rovigo so poco, e mi hai spiegato un pochino. Quindi è successo che praticamente la giunta di Rovigo è un po' in difficoltà. Prova a spiegare tu. Sì, è successa una cosa peraltro non prevista, quindi ancora più nuova, anche se il fuoco cova sotto la cenere. Premessa: il sindaco, che si chiama Edoardo Cappeo ed ha vinto per pochissimo, ma ha vinto le elezioni comunali, gode di una maggioranza frutto del premio elettorale. Cosa succede? Succede che una parte del gruppo consigliare del Partito Democratico soffre del fatto, quello che fa riferimento diciamo all'ex senatore Domenico Romeo e a sua figlia, per semplificare il rapporto, altrimenti ci prendiamo in giro. Questa parte del Partito Democratico soffre perché il sindaco ha fatto una giunta a sua immagine e somiglianza, e del gruppo consigliare del PD, in particolare il gruppo di Romeo, proprio non se ne cura assolutamente, e questi sono molto arrabbiati. Questa è la premessa. Cosa è successo venerdì? C'è stato un consiglio comunale con all'ordine del giorno la discussione di una mozione presentata da un gruppo consigliare di minoranza in consiglio, che è quello che fa capo alla consigliere Menon, una commercialista candidata sindaco che ha fatto 3 consiglieri comunali, che proponeva l'azzeramento del consumo di suolo previsto dalla Regione Veneto nel 2050, proponeva l'anticipo a subito. Ovviamente il sindaco ha detto che questa cosa non andava bene, un gruppo di consiglieri si è schierato a favore di questa mozione, sta di fatto che la mozione è stata respinta con 15 voti contro 12, con 5 astenuti. Gli astenuti sono 5 consiglieri del Partito Democratico. Questo vuol dire che in Consiglio Comunale i fedeli del sindaco sono adesso 15. 15 non è 17, vuol dire che il sindaco Cappeo in Consiglio Comunale a Rovigo è in minoranza. E quindi chiarissimo, ma detto questo, in pratica cosa può succedere? Primo, cosa può succedere, e secondo te cosa succederà? Perché poi dopo la politica non è sempre 1 più 1 uguale 2, ma di solito fa 1 uguale 1,5, anche 4. Certo, come nella vita il bianco non è totalmente bianco e il nero non è totalmente nero. Però, siccome sui numeri non si discute, è la dimostrazione, si dice in gergo plastica, del fatto che i numeri degli amici della, diciamo, chiamiamola pure corrente politica che fa capo a Domenico Romeo e a sua figlia, che è presidente del Consiglio Comunale, ha in scacco il sindaco. E il sindaco deve tener conto di questo, perché con i numeri è andato su. Cosa succederà in futuro? Si ritroveranno, faranno 1000 dichiarazioni di pace, di tranquillità, di amore e fratellanza per il futuro. Ma in realtà io, che non sono residente su Saturno e neanche su Mercurio, vi dico che, conoscendo bene i protagonisti, c'è un'ebollizione di rapporti molto tesi, molto tesi, che porta a meno di un anno di gestione del Consiglio Comunale da parte del sindaco Cappeo, e si trova in minoranza
avrà problemi importanti, i 5 diranno alt, qui i nostri voti non ci sono. È una dimostrazione di totale precarietà di coloro che hanno vinto le elezioni. Ecco, però, la domanda è questa: facendo un rapporto con la politica nazionale, proprio con il caso Bonafede, si parlava di Renzi che avrebbe messo sul piatto poi delle condizioni sue. Chi vorrà mettere delle condizioni secondo te, quindi, per poi dopo non sfiduciare il sindaco? Bravissimo, il confronto è molto molto analogo. Ti dirò che fa parte dell'ipocrisia classica dei rapporti all'interno dello stesso partito. Cosa succede? Palesemente questo è stata una sberla pubblica di grandi proporzioni. Vuol dire, guarda che non ho paura. Praticamente adesso inizierà una trattativa per questione di potere, perché non è una questione di natura politico-ideologica, sai, è una questione di potere. Il sindaco non vuole assolutamente dividere le scelte che fa con il gruppo consigliare, e il gruppo consigliare, una parte del gruppo consigliare, si è ribellato. In realtà l'accusa che fanno al sindaco è quella di essere un mini imperatore e di non voler parlare con nessuno, mentre tu sai benissimo che nel mondo della democrazia rappresentativa bisogna parlare con tutti. L'accusa che gli fanno è proprio questa. C'è un'analogia anche con... Sarà un braccio di ferro continuo, vedremo dichiarazioni sui giornali, ma ogni tanto, cioè, vuol dire l'inizio della precarizzazione della maggioranza di Caffeo in Consiglio Comunale a Rovigo. Analogia con Ade, che poi dopo ne parliamo, perché il candidato, anzi scusa, il consigliere di minoranza Lamberto Cavallari ha proprio definito il sindaco Barbierato imperatore. Analogia? Analogia metodologica o comportamentale probabilmente, e se lo dice Cavallari, che è uno che se ne intende, mi sento di ritenerlo un giudizio anche obiettivo, cioè un giudizio vero. Ma non c'è analogia con il comune di Rovigo, perché la maggioranza di Adria è una maggioranza abbastanza compatta, fatta di persone fuori dalla politica tradizionale, quindi hanno trovato un ombrello, un denominatore comune, e alle viste non mi sembra ci siano grandi fratture. Forse le fratture verranno quando cominceranno ad analizzare quello che fanno, perché mi sembra che ci sia una improvvisazione quotidiana molto, molto risibile. Però mentre quella di Rovigo è una frattura politica ben definita con i contorni chiari, quella di Adria è molto sfumata, cioè Adria, diciamo la verità, è un casino anche per come si governa. Cioè, diciamo che c'è un'improvvisazione permanente. Per finire la puntata, intanto ti ringrazio, ripeto, un po' di problemi tecnici, spero che li abbiamo un pochino superati. Metto una bella vignetta. Ti saluto Renzo, ciao, buon sprizzetto. Grande Leandro, buon sprizzetto anche a te, buona giornata.